Tragedia in un'azienda di Trevenzuolo, nel Veronese, 52enne operaio folgorato dal macchinario su cui stava lavorando che poi ha preso fuoco. Domani presidio di tutti i sindacati davanti ai cancelli, strage infinita. Aggredisce la moglie 72enne in casa e tenta di strangolarla. Anziano arrestato dai carabinieri di Peschiera del Garda per tentato omicidio. Nessuna autopsia sul cardiochirurgo padovano trovato morto nel suo studio, ma i colleghi hanno esaminato il corpo per confermare la causa del decesso. Soffriva di ipertensione, il cordoglio dell'ULSS. Lutto nel Bellunese per la morte di Enrico Moretti, 51enne imprenditore del mobile di Sedico, vittima di un incidente stradale lungo l'A26 in Liguria. Nel giorno dei dazi americani, viaggio tra le colline del Prosecco che temono il contraccolpo economico, e dal sindaco di Valdobbiadene nell'appello: Trump venga a trovarci. Rissa sugli spalti tra i genitori durante una partita under 13 tra Clodiense e Cittadella. Il presidente della FIGC di Padova scrive una lettera: basta con questa violenza. Buonasera, bentrovati. Eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e con la tragica notizia dell'ennesima morte sul lavoro, folgorato da una scarica elettrica. Il macchinario su cui stava lavorando ha preso fuoco e le fiamme lo hanno avvolto. È la tragica fine toccata questa mattina a un 52enne in un'azienda del Veronese, con il grido dei sindacati: basta, dicono, con questa strage. Una strage continua che non si arresta. Vincenzo è l'ultimo, purtroppo, un ragazzo cinquantenne originario di Taranto, che con la sua competenza e professionalità purtroppo oggi non torna a casa. Il Veneto registra l'ennesima morte sul lavoro alla Anodal Extrusion di Trevenzuolo, in provincia di Verona. Vincenzo Arsena, 52 anni, operaio originario di Francavilla Fontana, in provincia di Taranto, ma residente a Porto Mantovano con la moglie e i 2 figli. È rimasto folgorato in azienda da una scarica elettrica mentre era intento alla manutenzione di un macchinario che ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il corpo. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Come FIOM ci costituiremo anche parte civile per avere chiarezza e giustizia per Vincenzo fino all'iter processuale. Siamo in attesa di capire come è avvenuto l'infortunio, perché la dinamica è ancora molto confusa. Di sicuro qualcosa non ha funzionato, perché non crediamo più nelle tragiche fatalità. Sulla tragedia avvenuta alle 6:15, poco dopo l'inizio del turno, indaga lo Spisal dell'ULSS 9 Scaligera. Nello stabilimento dove Arsena lavorava da 3 anni, già nell'ottobre 2023 un operaio in appalto, in quel caso, era rimasto folgorato mentre lavorava all'impianto elettrico, ma riuscì a sopravvivere. La direzione dell'azienda, specializzata nella lavorazione dell'alluminio, ha deciso di sospendere l'attività per 3 giorni. Domani mattina, fuori dai cancelli, i sindacati hanno indetto un'assemblea dei lavoratori. Noi chiediamo ai prefetti di convocare in tutte le province una riunione con tutte le parti sul solco del protocollo firmato con la Regione. Bisogna darsi una mossa, cambiare strada, perché in questa maniera non si può più proseguire. Basta morti sul lavoro, l'obiettivo 0 morti sul lavoro deve essere una cosa che tutti viviamo all'interno, non solo una parte. E sono ancora gravi le condizioni del 21enne operaio di Vibo Valencia, rimasto ferito ieri in un incidente sul lavoro a Campo San Piero all'interno di un cantiere edile in Viale dell'Industria. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo essere stato colpito alla testa dal tubo che si è liberato probabilmente a causa della rottura di una fascetta di contenimento. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri della stazione di Cittadella insieme agli uomini dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Altro tema, quello dei femminicidi, perché un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri di Peschiera del Garda dopo aver cercato di strangolare la moglie 72enne. Quando i militari sono intervenuti nell'abitazione degli anziani coniugi, hanno trovato la donna riversa a terra e il marito in stato confusionale, che ha ammesso spontaneamente di aver aggredito la moglie. I sanitari del SUEM 118 sono riusciti a rianimare sul posto la donna per poi trasferirla d'urgenza all'ospedale di Verona Borgo Trento, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita. I carabinieri hanno arrestato il 77enne con l'accusa di tentato omicidio, lo hanno trasferito nel carcere veronese di Montorio.
E ora la 58enne accusata invece dell'omicidio di Isabella Tregnaghi ha reso la sua versione dei fatti, oltre alla confessione del delitto davanti agli inquirenti. Abbiamo sentito l'avvocato della donna che sta preparando la linea difensiva, assicurando come la sua assistita voglia collaborare con le indagini. Attesa nelle prossime ore, massimo entro venerdì mattina, l'udienza di convalida d'arresto di Erika Podmenic, accusata di omicidio volontario per la morte di Isabella Tregnaghi, l'89enne che lunedì pomeriggio è stata trovata senza vita con un profondo taglio alla gola nella sua abitazione di via delle Beccherie 7. La 58enne triestina, ora in carcere al Coroneo, è provata, sconvolta, confusa e spaventata, ma ha reso la propria versione dei fatti. Un litigio culminato nel peggiore dei modi, come riferisce il suo avvocato Massimo Scrascia, contattato telefonicamente dalla nostra emittente. Una versione, quella del litigio improvviso, che non convince gli inquirenti, secondo i quali la donna avrebbe ucciso brutalmente l'anziana dopo una colluttazione. La presunta assassina, al momento dell'arresto in via Bramante, presentava graffi sul viso, come se la vittima avesse cercato di difendersi. La pista d'indagine porta alla possibilità che la 58enne abbia cercato di circuire nel tempo l'anziana per derubarla. Le due si conoscevano da almeno un mese. Di fatto i gioielli dell'89enne sono stati trovati in un sacchetto dentro un cassonetto dell'immondizia di via Campi Elisi, insieme ai vestiti insanguinati. La difesa, dal canto suo, oltre a domandarsi il perché del disfarsi della refurtiva, se i gioielli fossero il movente dell'omicidio, sottolinea il fatto che Erika Podmenic sia stata fatta entrare in casa dalla vittima volontariamente in virtù di quel rapporto confidenziale che si sarebbe instaurato fra le due donne. Secondo quanto filtra, Erika Podmenic sarebbe già stata sotto osservazione per furti ai danni di anziani, ma la donna a suo carico non ha precedenti, come conferma il suo legale. L'avvocato Scrascia rimarca altresì come la sua assistita voglia continuare a collaborare nelle indagini. Inquirenti al lavoro su tutti gli elementi, immagini delle telecamere, testimonianze, impronte digitali e tutte le altre tracce che possono fornire un quadro completo della vicenda. E una tragica notizia ha scosso la comunità di Sedico nel Bellunese, dove la morte di Enrico Moretti, 51 anni, è iniziata a circolare già dal primo pomeriggio di ieri. Moretti, amministratore delegato della Moretti Interiors, era al volante della sua Audi finita contro un camion lungo la A26 nei pressi della diramazione Predosa-Bettole. La causa dell'incidente accaduto intorno alle 8 del mattino è ancora da accertare. L'impatto è stato fatale all'imprenditore bellunese, che sarebbe dunque morto sul colpo. Moretti stava raggiungendo Monte Carlo, dove si trova una filiale dell'azienda specializzata nella realizzazione di arredi di lusso e soluzioni per hotel e negozi. Lascia la moglie e 2 figli ventenni. A Schio adesso, durante lo scarico del materiale, precipita col furgone nella fossa di conferimento del termovalorizzatore, autista ferito. Incidente avvenuto all'impianto di termovalorizzazione a Schio per un furgone precipitato nella fossa di scarico del materiale profonda oltre 5 metri durante le operazioni di conferimento. Ferito l'autista, intervenuti i vigili del fuoco che si sono calati nella buca e utilizzando cesoie e divaricatori hanno estratto il conducente dall'abitacolo del mezzo ribaltato. L'uomo, sempre cosciente, è stato adagiato su una barella e sollevato fino al livello del pavimento con l'utilizzo dell'autoscala. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e successivamente elitrasportato in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9:30. Creazzo e Altavilla uniti nel ricordo della piccola Lea, la bimba di 10 anni investita sul marciapiede da un automobilista ubriaco il 19 febbraio scorso. I 2 comuni hanno deciso di dedicare un piccolo spazio di verde pubblico in memoria della bambina. La comunità di Creazzo si stringe intorno ai genitori, perché in questo momento più passano i giorni e più i genitori hanno bisogno di supporto psicologico. Nel luogo esatto dove la piccola Lea fu investita a Creazzo è un continuo viavai di persone che lasciano un omaggio dedicato alla bimba che perse la vita dopo 3 giorni di agonia. Il comune ha deciso così di riservare poco lontano un'aiuola apposita per non dimenticare quanto accaduto. Siamo usciti in sopralluogo la settimana scorsa per individuare un posto pubblico
dove poter mettere la foto della bambina come desiderano i suoi genitori, allegando anche una poesia scritta dalla bambina. Essendo un luogo pubblico, tutti i cittadini possono deporre quello che desidera il cuore, un peluche, un fiorellino. Anche Altavilla Vicentina, dove la bimba risiedeva con la famiglia, ha riservato nel parco pubblico di fronte al municipio uno spazio in ricordo di Lea. In collaborazione con la scuola, perché ovviamente la classe di Lea e la scuola in generale ci teneva molto, abbiamo associato la piantumazione degli alberi quest'anno con un albero dedicato assolutamente a lei. Abbiamo scelto questa location proprio perché è un posto dove i bambini volentieri vanno, dove possono avere questa visione, dove comunque anche i fratellini poi un domani magari andranno alla scuola media e potranno avere sempre nel parco la loro sorellina. Al di là dei gesti simbolici, ora è anche il momento di aiuti concreti per la famiglia della piccola. Sì, allora la mamma siamo in accordi che dobbiamo vederci a breve, proprio per darle il massimo sostegno, cioè da parte mia quello che possiamo fare come amministrazione, ma non solo, anche tramite servizi di volontariato, supporto psicologico, emotivo, insomma è importante, le siamo vicini alla famiglia, in molti le sono vicina, io in particolar modo insomma ci tengo che sia sostenuta. A Padova adesso nessuna autopsia sul cardiochirurgo trovato morto nel suo studio, ma i colleghi hanno esaminato il corpo per confermare le cause del decesso. Ad uccidere il dottor Roberto Bianco, il cardiochirurgo del centro Gallucci, trovato morto nel suo studio all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, sarebbe stato un malore. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari per le esequie che verranno fissate a breve. Non c'è stata dunque l'autopsia legale, ma in ospedale è stato comunque fatto un esame autoptico che ha accertato un cedimento del cuore. Il cuore che lui per tutta una vita ha curato nei suoi pazienti l'avrebbe beffato all'improvviso senza lasciargli scampo. Il ritrovamento del corpo del dottor Bianco, 61 anni, responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva post-operatoria, è stato fatto lunedì sera da un collega del centro Gallucci che ha dato l'allarme, ma nonostante sul posto l'intervento dei medici sia stato immediato, per il cardiochirurgo non c'era più nulla da fare. Accanto al suo corpo 2 compresse per l'ipertensione di cui soffriva. La polizia, intervenuta sul posto, aveva escluso fin da subito la morte violenta per mano di terzi. Tutto lasciava pensare ad un malore, ipotesi confermata dagli accertamenti condotti dai colleghi dell'azienda ospedaliera. Questa perdita appunto tragica, improvvisa, per cui la nostra vicinanza veramente più sentita ai familiari e naturalmente anche ai colleghi della cardiochirurgia. È un evento assolutamente inaspettato, anche perché abbiamo visto il dottor Bianco non più di qualche giorno fa presentare il progetto assieme al professor Gerosa dell'ECMO in ambulanza, quindi un professionista capace, sempre presente in azienda, sempre pronto a dare una mano, a dare le risposte ai pazienti e che lascia sicuramente un vuoto pesante. Al giorno cambiamo tema dell'annuncio delle politiche americane sui dazi. L'ansia corre tra i filari del Prosecco, anche Valdobbiadene guarda alle mosse della Casa Bianca. Non so se sono titolato a fare appelli al Presidente degli Stati Uniti, ma è una provocazione sicuramente sì. Venga sulle nostre colline, venga a conoscerci, venga a vedere la fatica dell'uomo e l'ospitalità che abbiamo. Dal Colle di San Floriano l'invito parte alla volta della Casa Bianca, destinatario quel Donald Trump che sta tenendo con il fiato sospeso intere filiere produttive, compresa quella del vino e quindi del Prosecco. A Valdobbiadene la guerra in corso sui dazi, affare serio, serissimo. Del resto i numeri parlano chiaro. Su 10.000 abitanti avere 650 aziende agricole è un numero che parla da sé. Poi abbiamo un centinaio di strutture ricettive e una cinquantina di strutture ristorative. Basta farsi un giro in piazza per capire che raramente Valdobbiadene e Washington sono state così vicine. Questione globale per un effetto locale. Il vino noi lo esportiamo, ne esportiamo davvero tanto e quindi sicuramente sarebbe un problema
vediamo come si evolve la situazione. C'è tanto interesse, tanta apprensione anche. Alfiero Bonora da decenni nel settore, chi rischia di più, dice, sono i piccoli, soprattutto se i grandi nomi abbasseranno i prezzi per continuare a competere. Fortunatamente noi viviamo in un territorio dove la DOCG comunque la tuteliamo con quella G che garantisce un po' l'origine del prodotto. Però nonostante ciò, voglio dire, una battaglia già sui prezzi non va bene perché fa morire le piccole realtà che messi insieme hanno fatto la storia anche di questo nettare, diciamo, che si chiama Prosecco. Scongiurare l'effetto domino, questa è la speranza non solo di Valdobbiadene. I dazi di Trump sono un problema non solo per il Prosecco, i dazi di Trump sono un problema per tutta l'economia italiana prima di tutto ed europea, quindi dovremo reagire in qualche maniera, credo che la von der Leyen si dovrà fare, spero. Sicuro, devono fare retromarcia. Grazie. Altrimenti questi bei vigneti qua, la produzione qua ci rimette. Altro tema ancora, la sanità, manifestazione della CGIL davanti all'ospedale di Cittadella, una protesta per chiedere ad Azienda Zero assunzioni di personale. Assunzioni! Presidio della CGIL padovana all'ingresso dell'ospedale di Cittadella. Flash mob del personale sanitario per chiedere un piano straordinario di assunzioni. La CGIL si sta battendo per l'acquisizione di personale. Vogliamo che la graduatoria di Azienda Zero degli infermieri venga subito attivata e che gli OS vengano assunti dalla graduatoria in essere, perché sennò chiuderanno altri reparti. Cosa faremo per il piano ferie? La carenza di personale è diffusa in tutti i reparti, dicono i rappresentanti dei lavoratori. La necessità è quella immediata di assumere altro personale. Io lavoro in radiologia siamo senza medici, noi non riusciamo più a garantire ad esempio le risonanze, le TAC per gli esterni e a fatica anche le ecografie. Noi sappiamo che la crisi, la mancanza di personale di tutte le figure è una crisi generale, ma è una crisi molto più forte in Eugania e diciamo drammatica a Cittadella. Mancano tutte le figure, dagli OS agli infermieri, amministrativi, tecnici di laboratorio analisi, tecnici di radiologia e i medici. La CGIL chiede anche il rinnovo del contratto della sanità con un aumento adeguato a quella che è l'inflazione. E come funzione pubblica CGIL abbiamo deciso di non firmare per il momento perché vogliamo che il governo metta più risorse, perché oggi con un incremento del 6% non siamo in grado di soddisfare quello che è il potere di acquisto, perché oggi l'inflazione si aggira intorno al 16,5% e avremo un segno meno del 10,5% come rinnovo contrattuale per i lavoratori della sanità. Dopo tutto quello che hanno subito, noi riteniamo che non si meritano questo tipo di rinnovo contrattuale. A Spinea, nuovo pestaggio tra ragazzini in via Roma ieri pomeriggio e domani incontro tra comune e associazioni come contrasto al fenomeno delle baby gang. Nuova violenta aggressione tra coppie di ragazzini a Spinea con il pestaggio dei due finite in strada con il forzato blocco del traffico lungo via Roma per evitare i mezzi in transito in quel momento potessero investirli. Avevo sentito anch'io che hanno litigato, ma non ero presente. Non ho mai avuto occasione di incontrare risse né di vedere niente, soltanto sentire delle voci, ecco, che in giro si sentono. L'aggressione tra due coetanei che si conoscevano e parrebbe per un regolamento di conti nel pomeriggio di martedì dopo le 14. A sedare questa violentissima rissa alcuni dei commercianti di via Roma, che poi diventa piazza Mazzini al civico 36, cioè alle nostre spalle. Ad intervenire in particolare uno dei gestori dell'ortopedia e sanitaria che dice: se non fossimo intervenuti i ragazzini potevano anche finire gravemente in ospedale. Episodio che accade a poco più di 15 giorni di distanza
distanza dall'altro pestaggio, quello delle 6 babybulle, tutte minorenni, contro la coetanea compagna di scuola 14enne, trascinata pure per i capelli, con una ciocca rimasta tra le mani di una delle sue aguzzine ed esibita come trofeo di tanta inaudita violenza. L'episodio delle ragazzine è stato un episodio molto grave e che comunque ha attirato l'attenzione di tantissime persone e dei media. A Spinea, comunità letteralmente sotto shock. Farci un esame di coscienza, secondo me, e aiutare questi ragazzi, perché se vai avanti così negando non aiuti di certo nessuno, né loro né i familiari che gestiscono questi adolescenti, questi ragazzini purtroppo con questi problemi. Uno dei 2 ragazzi del pestaggio di Via Roma sarebbe seguito dal centro di igiene mentale di Mirano e a Spinea il comune corre ai ripari con un incontro previsto per giovedì come contrasto al fenomeno delle baby gang. Gli operatori di strada, gli educatori, la biblioteca, le scuole e altre realtà che in questo momento sono attive per individuare percorsi e proposte da mettere in atto per prevenire questi fenomeni. E ancora violenze nei campi da calcio del Veneto, l'ultimo episodio in ordine di tempo domenica con una rissa tra genitori a una partita under 13 tra Clodiense e Cittadella. Cari genitori, cercate di aiutare i propri figli e i ragazzi, cercate di incentivarli, devono capire che devono accettare la sconfitta ma anche la vittoria. Non dobbiamo mettere fuoco a queste critiche. Inizia così la lettera di Claudio Pittarello, presidente della FIGC di Padova, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio della nostra regione. L'ultimo episodio nel fine settimana durante una partita di Under 13 a Chioggia tra la squadra di casa, l'Unione Clodiense e il Cittadella. Un gruppo di genitori ha iniziato ad insultare un dirigente di Chioggia e sarebbe iniziata una rissa sugli spalti tra mamma e papà. Uno addirittura sarebbe stato colpito con una bottigliata e la partita è stata sospesa. Dopo questo ennesimo episodio, il presidente della FIGC padovana ha scritto una lettera indirizzata non solo agli atleti, ma soprattutto alle famiglie e alle società sportive. Siamo arrivati a un punto non più tollerabile e questo, come ho scritto in questa lettera, ho coinvolto genitori, allenatori, arbitri e quant'altro. Perché? Perché ogni domenica, ogni weekend succedono questi fatti. E non nascondo che anche ieri è successo un fatto nell'attività di base e a questo punto arrivare su una categoria attività di base esordienti mi preoccupa. Ecco perché ho scritto questa lettera, per dare un messaggio incisivo a queste persone, a questi dirigenti e a questi genitori, perché dobbiamo cominciare a navigare su un'altra rotta. Cosa vuol dire? Andare a incidere e aiutare questi ragazzi. Il calcio è competizione e sacrificio, ma mai prepotenza, ha scritto Pittarello nella lettera, sottolineando il valore del gioco di squadra e il rispetto. Violenza e intolleranza, come si è visto in altri casi, come gli insulti razzisti ai giocatori di colore subiti per esempio dai calciatori del Real Padova, o le ingiurie pesanti a donne e arbitro con minacce di morte, sono l'antitesi dello sport e dei suoi valori. Il gioco del calcio è un gioco che io ho sempre apprezzato, che è bello, però deve avere dei valori. I valori quali sono? Il rispetto e l'educazione, e questo ultimamente sta mancando. Dunque quello che io voglio e ripeto, questo messaggio deve arrivare a tutte le persone, a tutta questa società. È tutto per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.